E di ambiente si è occupato anche il Consiglio regionale nel suo ultimo atto ufficiale. Ha approvato il nuovo piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, un'approvazione arrivata quasi all'unanimità in rispetto delle direttive nazionali ed europee in materia di rifiuti e tutela della salute pubblica. Abbiamo introdotto delle novità importanti, quindi l'obiettivo di piano che noi ci siamo dati al 2020 è il raggiungimento della raccolta differenziata al 76%, un obiettivo molto ambizioso, ma visto anche l'ottimo lavoro fatto in questi anni dai comuni ma anche e soprattutto dai cittadini, penso ci potremo tranquillamente arrivare. Un altro punto fondamentale è la realizzazione di 0 discariche sul territorio regionale, quindi attualmente ne abbiamo solamente 9. Scelta precisa quella di azzerare la possibilità di creare nuove discariche in Veneto. Teniamo molto al nostro territorio, al nostro ambiente, ma soprattutto ce lo chiede l'Europa, quindi andremo a concludere le 9 discariche esistenti in Veneto e poi punteremo sempre di più al riciclaggio. Complesso ma certamente rilevante anche un altro obiettivo prefissato dalla Commissione Ambiente presieduta da Nicola Finco. Cercare di realizzare una tariffa unica regionale da Belluno a Rovigo in modo da uniformare i costi e ovviamente punteremo molto all'ottimizzazione degli impianti esistenti.